Buongiorno a tutti e bentornati a Valgrande. Oggi intanto ho cercato di preservare questo bellissimo frutto. Infatti sono sotto questa pianta di melograni che per me è una pianta bellissima. In questo mese aspettavamo proprio la maturazione di questo frutto che andremo ad utilizzare nel menù di questo fine settimana. Infatti l'ho già proposto e arrivando l'autunno ho il piacere di riproporre il nostro arrosto di maiale con le perle di melograno. I chicchi di melograno vanno inseriti nel nostro piatto a completamento per una funzione estetica, ma non solo, in quanto la parte succosa ha un gusto un po' acidulo che va a togliere la parte grassa del nostro arrosto di maiale. Assieme a questo piatto però si potranno assaggiare le altre nostre preparazioni, come le paste fatte in casa, che in questo momento sono condite non solamente con condimenti a base di carne o di ragù, ma anche a base di zucca, quindi con i prodotti classici della stagione autunnale. A completare i nostri menù poi ci saranno anche i piatti vegetariani. Se siete curiosi di assaggiare qualche nostra preparazione, io vi invito come sempre a venirci a trovare. Lo potete fare però sempre rispettando la solita modalità, che è quella della prenotazione attraverso i contatti tra le pagine social dove noi siamo presenti o tra le pagine del nostro sito. Per il momento io continuo nella raccolta di questi frutti e vi auguro una buona settimana. Ciao!